Amici bellini, siamo finalmente in vigilia, dobbiamo parlare di campo, qualcosa l'avevamo accennata già ieri perché si intuiva, poi ovviamente ho qualcos'altro in serbo per voi. Cominciamo. Allora, dando il benvenuto ad Antonio Iacono e a tutti i nuovi iscritti che accorrono, perché accorrono i nuovi iscritti, vi ringrazio tantissimo, vi chiedo di lasciare i like per questo nuovo format all'interno del format, cioè prendo qualche domanda e qualche commento del video precedente e rispondo in modo tale che posso anche dare risposte un pochino più approfondite rispetto ai caratterini. Poi adesso parliamo di campo, poi vi devo far leggere l'ulteriore, perché non si ferma, Acerbi non si è fermato. Intervista sul Corriere, che io poi ho letto andando a dormire, voi l'avete letto quando vi siete svegliati stamattina, e che bel risveglio, veramente straordinario, e lo dobbiamo commentare. Se si ferma noi la smettiamo di parlare, se non si ferma dobbiamo per forza commentarlo. Allora, con un'analisi tattica, il report dell'allenamento, e guardate come... cioè, qua non si vede perché dovrei spostare, ma insomma, cioè, in prima fila c'è Dendoncker, ma non so vero, sta tutto spostato di qua. Voi vi fidate di me e vi dico che Dendoncker è il protagonista assoluto delle fotografie del Napoli. Guardate, primo anche qui, e insomma la conferma è quello, e anche qua Dendoncker superstar. E sappiamo insomma Kvara ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo, quindi non è una cosa grave, ma difficile immaginarlo convocato per la partita di domani. Troppo poco tempo, non si deve rischiare, giustamente, e quindi al massimo, se viene convocato, lo possiamo immaginare in panchina, ma come vi ho detto ieri, come venne convocato Osimhen, che poi non entrò. Di conseguenza abbiamo questa situazione qua. Ieri in live con Peppone avevo messo anche gli avversari, vedete come l'Atalanta in maniera anche naturale nel suo modulo logico ha tutte contrapposizioni uomo contro uomo, e quindi sarà proprio tosta perché ti asfissiano, no? Ti vengono addosso e tu non hai il tempo di controllare e far ripartire l'azione con calma. Avere Osimhen non è male perché ti dà la possibilità di una pallata, se però la pensi non deve essere una pallata casuale della disperazione, la devi pensare mandando poi le mezze ali a scavalcare e ad accorciare su un'eventuale respinta della difesa, che poi non le può prendere tutte Osimhen. Però questa è la situazione a livello tattico. Io credo che si comincerà sempre con Traoré, con Raspadori e con Mario Rui. Ovviamente la mia copertina di speranza di ieri era su Lindstrom, e infatti c'è anche una domanda di un amico bellino che dopo leggeremo insieme. Questo dovrebbe essere il piano gara, insomma le probabili formazioni. Per quello che riguarda l'Atalanta possiamo darci almeno una parvenza di quello che ci dice il fantacalcio, e insomma il fantacalcio conferma quello che vi dico, con Mario Rui al 60% e Raspadori addirittura al 65%. Per l'Atalanta Scalvini, Gensiri, Kolasinac non dovrebbe essere un problema, cioè dovrebbero essere quelli titolari. Holm, Pasalic potrebbe spostarsi a centrocampo e vincere il ballottaggio con De Ron, Ruggeri sull'altra fascia, e vediamo che Koopmeiners dovrebbe aver recuperato, quindi si legge che stringerà i tempi. Con Lookman e Scamacca di punta, ovviamente un Lookman che parte un po' più dall'esterno e si accentra, Scamacca punto di riferimento, e insomma è tosta, è una partita che sappiamo tostissima. Nei ballottaggi per l'Atalanta c'è Zappacosta, Miranchuk per se Koopmeiners non ce la fa, e De Ron, come abbiamo visto, De Ketelare non ce l'ha fatta, quindi si conferma questa situazione qui. Ora noi siamo sempre in attesa di sapere quale iniziativa vorrà mettere in atto il Napoli, perché la situazione non è chiusa, mi sembra evidente, e purtroppo si riesce sempre a scavare quando si crede di essere arrivati al fondo. Abbiamo raggiunto il fondo, più di così, peggio di così non si può fare, invece si riesce a scavare, e Acerbi riesce a scavare. Leggiamo le sue parole, perché il Corriere
E Acerbi l'intervista non ce l'ho con Juan Jesus, ci mancherebbe pure che dice ce l'ho proprio con lui, ma non sono razzista, anche dopo l'assoluzione mi trattano come se avessi ammazzato qualcuno. E andiamo a leggere, perché è sempre interessante capire da quale domanda arriva la risposta, perché molto spesso è la domanda che ti porta a dire delle cose. Quindi ho trovato anche domande oltre che le risposte, perché le risposte è chiaro che fanno discutere, ma volevo essere preciso, ed eccolo qui. San Francesco Acerbi, dopo più di 10 giorni nella bufera e dopo l'assoluzione delle accuse di acerbismo, come si sente? Sono triste e dispiaciuto, è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Mi permetto di intervenire subito. Perché abbiamo perso tutti? Io non ho perso. Io Valerio Fluido non ho perso proprio niente, non ho perso dignità, non ho perso tempo, forse il tempo l'abbiamo perso, ma io non ho perso niente e non ha perso niente Juan Jesus, chiariamoci. Quindi abbiamo perso tutti chi? Hai perso tu. Hai perso tu un'occasione per stare zitto, probabilmente. L'ha persa Gravina un'occasione per stare zitto. Quindi non abbiamo perso tutto. Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo 10 anni di galera, molto contente di essere venuti fuori da una situazione del genere. Sono state giornate molto pesanti. Si rende conto, forse la gente intorno a lui si rende conto della gravità della cosa molto più di Acerbi, perché l'esultanza per la soluzione, non tutti. Ecco, mi rendo conto che non tutti, vedendo anche il tenore dei commenti su Twix, non tutti si sono resi conto della gravità della cosa. Poi ci sarebbe da ragionare sul fatto che tu fai il paragone con chi è stato in 10 anni in galera e tu sei un calciatore plurimilionario che doveva gestire una situazione per colpa tua, non per colpa di altri, e quindi già mettere a paragone questa cosa con chi è stato in galera non mi sembra il caso. Ma andiamo avanti. Perché parla solo oggi? Questa è già una domanda molto interessante da analizzare. L'ha chiamato il Corriere? Perché altrimenti se l'hai chiamato tu Corriere per intervistarlo, non puoi fare la domanda perché parli solo oggi, che Acerbi ti dovrebbe rispondere perché mi avete chiamato voi solo oggi. Oppure il Corriere l'ha intervistato e Acerbi ha detto non posso ancora parlare. Oppure è stato Acerbi stesso con i suoi agganci, perché ce li hanno, a dire devo parlare sui giornali, adesso devo parlare io, non lo faccio sui social come ha fatto quello perché quello utilizza i social, io invece ho la possibilità di far parlare i giornali. E Acerbi dice perché avevo fiducia nella giustizia e non volevo rischiare di alimentare un polverone che era già enorme. Adesso che c'è una sentenza vorrei dire la mia senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario, perché sono molto dispiaciuto anche per lui, ok, ma non si può dare dell'acerbista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. Leggete tra le righe. Prima di tutto ancora parola malintesa che non spiega, ma dobbiamo fare affidamento a quello che aveva detto, cioè il ti faccio invece di sei solamente, vai via, invece il ti faccio, e poi aggiungere la concitazione del gioco, già ti stai giustificando. Cioè nella concitazione del gioco noi diciamo la qualunque e dovete accettarlo e non vogliamo pagarne alcuna conseguenza, e non si può continuare a farlo anche dopo che è stato assolto. Chiaro? Non si può dare, è stato assolto, di conseguenza non possiamo dargli dell'acerbo. E qua anche mi dispiace, ma non mi trovo, perché sei stato assolto ma per la mancanza di prove provate e non per il fatto che non sussiste, perché il fatto sussiste, la sentenza lo conferma che ci sono state delle cose, la parola di Juan Jesus non è bastata secondo Mastandrea, ma il fatto sussiste, quindi non è che uno smette di dire perché non ci sono state prove. L'hai fatto, ti prendi le conseguenze. La sentenza non è stata una liberazione? Lo è stata, ma nella liberazione sono comunque triste per tutta la situazione che si è creata, per come era finita in campo, per come ci hanno marciato sopra tutti senza sapere niente. Anche dopo l'assoluzione ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno. La parentesi doverosa da dire è: io so quello che ho detto e come l'ho detto, dopodiché è chiaro che sui social ci sono dei commenti beceri da parte anche di tifosi del Napoli, da parte di gente che non è tifosa di niente, che cerca semplicemente il pretesto per insultare e per augurare il peggio alla gente. Quello è proprio è l'andazzo della società mondiale, nemmeno italiana, e noi ovviamente non ci sarebbe nemmeno bisogno, ma ci dissociamo e condanniamo con forza tutte le parole ancora più becere che ha ricevuto sui social
social, lui, la moglie, i figli, eccetera eccetera. È chiaro. Il razzismo però è una piaga e il calcio viene accusato di non fare abbastanza per combatterlo. Ma questa non è lotta contro il razzismo, non c'è stato nessun razzismo in campo, io non sono una persona razzista. Il mio idolo era George Weah. Questa è la classica frase, ma come io ho mio cugino che è gay, quindi non posso essere. La stessa cosa che lui indica Thuram, proprio lo conferma. Ogni volta che apre la bocca conferma quello che ha detto, è fantastico. E quando mi fu trovato il tumore ricevetti una telefonata a sorpresa anche da lui che ancora oggi mi emoziona. Questo è un bel gesto da parte di Weah, ma non da parte tua. E oltretutto mettere in mezzo la storia per poi risultare tu la vittima e di quanto più squallido si possa fare proprio a livello comunicativo. Signori, al di là di essere acerbo o no, io ci intravedo tantissima ignoranza, proprio il non capire quello che stai dicendo e le conseguenze di quello che stai dicendo. Siamo proprio veramente a livello basico di educazione, cioè se fai le scuole medie in un certo modo non arrivi a dire queste cose. Andiamo avanti. E se non è lotta all'acerbismo, allora cos'è? Si sta solo umiliando una persona, quindi è tutto è lui la vittima, cioè it's all about him. Quando io lo racconto qua mi dicono ma veramente lui sta parlando di se stesso? Dopo quello che ha fatto è riuscito a dire cose su se stesso invece di rivolgere tutta l'attenzione a One Jet? Sì, evidentemente sì. Si sta solo umiliando una persona, massacrando e minacciando la sua famiglia. E ci dissociamo. Ma per che cosa? Per una cosa che era finita in campo e nella quale il razzismo non c'entra nulla. Il razzismo è una cosa seria, non un presunto insulto. Ancora una volta il ribadire il fatto che è presunto, ma che c'è un insulto e però non era razzista, quindi comunque l'insulto lo dobbiamo giustificare sempre. Dopodiché giustamente il campo non deve essere una zona franca, perché da come parla Acerbi sembra proprio che in campo loro possono fare quello che vogliono. Non dovrebbe esserlo, ma si sente un po' di tutto. Signori, dobbiamo fare più grande, perché non c'è limite a quello che... Anche se ci sono 40 telecamere, se l'arbitro dovesse scrivere con carta e penna tutto quello che sente, dovrebbe correre con lo zaino. Ma come? Passano tutti col rosso, te la prendi con me? Sì, anche con te. Me la prendo con quelli che sono passati prima, non significa che devi passare anche tu con il rosso, è chiaro, però finisce sempre lì che in campo deve essere zona franca, è proprio incredibile, altrimenti diventa tutto condannabile. Anche gli insulti ai serbi, agli italiani e alle madri, deve finire tutto lì, altrimenti che facciamo? Ci mettiamo a condannare gli insulti ai serbi? Sì, acerbi, sì, gli insulti acerbi ai serbi, sì, sono da condannare, non c'è problema che si deve portare lo zaino o meno. Se fanno gli insulti ai serbi si deve condannare e si deve dichiarare e si deve denunciare. Che facciamo? Ah, quello insultate i serbi, io non posso insultare il nero. Ma veramente hai detto questo? È incredibile. E poi paragoniamo agli italiani e le cose. Se c'è la matrice dell'acerbismo e non puoi mettere gli italiani in mezzo, a meno che non lo fanno altri che non sono della nazionalità tua. E allora in qualche modo, come ci chiamano qua in America? Per un periodo ci hanno chiamato mangiatori di aglio, garlic eater, erano gli italiani. E lì era razzista nei confronti degli italiani. Così gli italiani sono vittime pure loro di razzismo. Gli italiani non lo so. I napoletani... Sì, ma mica ci possiamo mettere a scrivere pure le cose contro i napoletani, sarebbe assurdo. Lei che ha avuto un cancro nelle recidive si è mai sentito discriminato? Certo, per questo ritengo che se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma che mi urlavano che devi morire. Migliaia lo gridavano a me, che sono guarito 2 volte da un tumore e che sono testimoni, quindi eroe nazionale. Il dito medio, benissimo, lo hanno fatto in tanti. Qualcuno mi ha scritto, mi ha fatto vedere foto di Maradona che fa il dito medio, una foto di Callecon che fa il dito medio. E che significa? Che allora lo fa Callecon e noi dobbiamo accettare tutto? Koulibaly non l'ha fatto, per esempio, è stato insultato da tutto uno stadio, non ha fatto il dito medio, è stato espulso per un applauso sarcastico nei confronti degli arbitri, perché non ce la faceva più, gli hanno chiamato un fallo che non c'era, l'ammonizione. Non ha fatto il dito medio alle cose. Quindi che vogliamo fare? Vogliamo migliorare? Vogliamo alzarlo il livello? O vogliamo tutti quanti livellarci su un livello becero di insulti e di continue provocazioni l'uno con l'altro?
chiedo, è stato più complicato gestire questa vicenda rispetto alla Valentino? Non c'è paragone, quella in confronto è stata una passeggiata, non ho avuto paura, invece l'accanimento atroce che ho visto nei miei confronti in questi giorni mi ha ferito. Ho fatto tanto per togliermi l'etichetta che avevo quando ero più giovane e diventare un esempio di costanza e professionalità, e ho rischiato di perdere tutto in un attimo. Che etichetta aveva? Di uno un po' ruspante, gravissimo, perché tu poi, caro Acerbi, ti è andata bene, hai risolto i tuoi problemi con la malattia, c'è tanta gente che invece non l'ha risolta e continua a lottare, magari non ha neanche le possibilità economiche per avere le migliori cure, le migliori cose, e tu che ti permetti di dire che quello è una passeggiata nei confronti di quello che stai subendo, così è gravissimo, e ancora una volta non ti rendi conto di chi stai offendendo. Ha temuto per il proseguo della sua carriera. Se ti danno 10 giornate e passi per acerbista, cosa fai? Poteva succedere qualunque cosa, sarei finito non come calciatore, sarei stato finito non come calciatore, che mi interessa fino a un certo punto, ma come uomo, e stai attento, che credo che comunque è andata, anche se sei stato assolto, è andata. Ci saranno dei tifosi dell'Inter che continuano a difenderti finché sarai tesserato dell'Inter, dopodiché si scocceranno anche loro, credi. Tutti avevano già emesso la sentenza prima ancora che uscisse, e per tanti sono razzisti anche lo so. Sinceramente non ci sto, le gogne mediatiche non vanno bene e soprattutto non servono per risolvere un problema come quello del razzismo, che sicuramente esiste e che non intendo sminuire nemmeno un po'. Voglio che sia chiaro, esiste il problema, semplicemente non è lui. Tanti giocatori neri si lamentano che i colleghi bianchi non fanno abbastanza per combatterlo. Cosa ne pensa? Proprio perché la risonanza nella lotta all'acerbismo è tanta ed è importante, bisogna puntare agli obiettivi giusti. Qua avrò dei limiti, io non ho capito cosa significa questo, chi sono gli obiettivi giusti, non ho capito che tipo di risposta. È contento che lunedì ci giochi a San Siro? Sì, ma soprattutto sono contento di giocare se e quando arriverò lo scudetto della seconda stella potrò esserci a testa alta, a testa alta. Se fosse tornato in campo di trasferta si sarebbe preoccupato per la reazione dei tifosi di altre squadre? Zero. Non lo so onestamente se le altre squadre, se i tifosi delle altre squadre lo prenderanno di mira, perché c'è un pochino di solidarietà, sempre di sciarpa, da parte di quelli del Milan ovviamente e di quelli della Juventus per la rivalità che c'è con l'Inter, ma non lo so se gli altri tifosi, visto che gli altri tifosi di regola partono con cori contro il Vesuvio anche quando si gioca a Sassuolo Cagliari, non credo che se la prenderanno tanto con onestamente. Poi vedremo. E in ultimo, Marcos Thuram, il cui padre è da sempre in prima linea con Tirazzi, ha detto che nell'attesa della sentenza era giusto che lei non andasse in nazionale. Pensa che tornerete con lui o con altri compagni su quello che è successo? Perché no? Anche se loro mi conoscono bene, e sicuramente si conoscono bene. Si aspetta di essere convocato per l'Europeo, io non mi aspetto niente, ma per adesso preferisco non dire nulla sulla nazionale. È giusto che prima ne discuta con Spalletti, sono stanco. Dopo oggi metto un punto alla vicenda e non voglio parlarne più. Quindi ci conferma che lui non porterà Juan Jesus in tribunale, che sarebbe un finale logico se tu sei stato attaccato ingiustamente. E ne parlavamo nella live ieri con Peppone, con Federica. Oh, ma se uno a me Valerio Flui mi accusa di una cosa così grave, ma io ti porto in tribunale subito e spendo fino all'ultimo centesimo che non ho per stabilire a livello di legge, ma di legge ordinaria, che non sono quello che tu mi accusi. Se non lo fa Acerbi vuol dire che sotto qualcosa c'è, e col calcio te la cavi perché hai quella maglietta e probabilmente servi alla nazionale, mentre nella giustizia ordinaria non lo so, ma tanto siamo in Italia, te la caveresti. E quindi aspettiamo di capire se è Juan Jesus che farà qualcosa ulteriore a livello di giustizia ordinaria. Quindi chiuso, i miei commenti sono chiari ed evidenti su tutti i social possibili e immaginabili. È pazzesco, non riesco a capire come si possa andare oltre il limite assurdo. Mi piace però leggere qualche vostro commento che ho preso per chiudere il video, dopodiché domani è già live, già ci sarà la live pronta con l'orario e tutto, e quindi non vedo l'ora. Prendo questo commento per approfittare e per ribadire, no? Raffaele dice: ritengo come tifoso di prendere le parti di JJ, ma per l'andazzo di alcuni scellerati che se la prendono con la famiglia di Acerbi penso di stare alla larga. È chiaro
e non c'è bisogno di ribadirlo, ma ne approfitto. È chiaro che uno sta, ma non è che stare alla larga, si partecipa nella discussione, ma si partecipa con un livello più alto, senza andare ad insultare la famiglia di Acerbi, che non c'entra assolutamente niente. E quindi io prendo le parti di JJ, sì, ma non come tifoso del Napoli, me ne frega assai. E ribadiamolo che in una logica delle cose opportunistica non aveva senso che Juan Jesus perdesse tempo, perché stavamo perdendo, quindi già quella cosa non ha senso. Non ha senso che io esulti per la non squalifica, perché mi serve l'Inter più forte del secolo, che possa togliere punti alle altre in modo tale che noi abbiamo più possibilità di un recupero. Quindi vi renderete conto che la sciarpa, gli esiti sportivi del Napoli non c'entrano proprio niente. Ammazza Draghi invece ci riporta a questioni di campo, si riferisce evidentemente alla copertina del video di ieri, perché io dico occasione per Lindstrom. Mi dice giustamente, ma quale occasione? Siamo arrivati ad aprile, tra un mese sta schifezza di stagione finisce e stiamo ancora ad aspettare le occasioni. E hai ragione, amico mio, mica ti do torto. È una questione di intravedere, cominciare ad intravedere se magari a sinistra funziona meglio, capire se a destra ha più difficoltà, se lo devi mettere sotto punta o se devi inventarti un ruolo ad hoc e un modulo più utile per lui. E prima o poi è chiaro che ritengo Raspadori più avanti in questo momento nelle gerarchie, ma lo sfizio di vedere una partita fatta dall'inizio ce l'ho. Vediamo, sarà l'anno, toccherà al prossimo allenatore, che tra l'altro sono uscite delle quote. si può scommettere sul prossimo allenatore del Napoli in vantaggio italiano, come giusto che sia. Non ho letto Pioli tra le quote, non ho letto nemmeno De Zerbi, non ho letto nemmeno Calzona, però tra le quote c'è pure Conte, c'è un Pecchia, ma c'è anche un Murigno dato a 3 da qualche cosa, che non azzecca proprio niente, perché si odiano lui e De Laurentiis, già non avrebbe alcun senso logico. Mamma. Questa è un'altra cosa di cui abbiamo parlato sia con gli amici abbonati sia molti altri che hanno commentato, perché vi dicevo la scritta sulla maglia no ragazzi potrebbe essere un'idea al posto del nome, e vi dicevo secondo me lì non lo puoi fare, puoi andare incontro a multe. Mi dice Somma, dice la questione dei nomi leggibili dietro le maglie non è proprio così, perché l'Inter per il Capodanno cinese scesero in campo con le maglie completamente linguistiche, quindi si può fare, sì, si può fare, ma queste cose qua sono accordi che tu prendi in precedenza, che prendi con gli sponsor. Noi abbiamo gli sponsor cinesi e quindi la proprietà è così, quindi tu chiedi in anticipo, dici guarda per questa data noi faremo così, sappiatelo, loro lo accettano nella stesura del contratto generale, quando si firmano tutti i contratti loro già lo sanno. Una cosa sono i nomi con un altro carattere e con un'altra leggibilità, ma sempre i nomi dei calciatori sono. Un'altra cosa credo sia se tu lanci un messaggio, oltretutto è un messaggio che la Serie A dice di già lanciare, quindi praticamente dici ma non potete fare a modo vostro, deve essere la nostra campagna perché noi facciamo le regole a casa nostra, e quindi secondo me non si farà, ma se si facesse si potrebbe andare incontro a delle problematiche che però mi farebbero piacere. Cioè io ho detto fallo, prenditi, spendi 2 lire così, ma c'è risonanza mediatica importante, secondo me. Poi se fai una maglietta del genere veramente quella va a ruppa, altro che la rosa dei venti, altro. Domanda di Gennaro, secondo me interessante. A Calzona mi piacerebbe chiedere se ha avuto modo di parlare con la squadra dell'episodio Juan Jesus Acerbi. Qualora ne avesse avuto modo, sa spiegare come è possibile che nessun nostro calciatore del Napoli abbia sentito l'offesa e abbia dato man forte a JJ nel segnalare la cosa all'arbitro, facendo intorno a questi un bel capannello di maglie bianche? Ed è una domanda legittima e non so come se ne uscirebbe Calzona, ma vi dico una cosa io. Sono rimasto molto male che i giocatori del Napoli non abbiano avuto uscite pubbliche a supporto di Juan Jesus. Che non lo faccia in campo lo so, me lo aspetto, anche perché non se n'era accorto Politano che voleva battere il calcio d'angolo, non se ne saranno accorti nessun altro dei compagni, è plausibile. Oltretutto il Napoli l'abitudine del capannello non ce l'ha, specialmente se si sente più scarso in campo, non fa i capannelli, non è proprio nel nostro DNA. Quando c'era Spalletti, addirittura Spalletti glielo chiedeva, siate educati con gli arbitri. Quindi non è proprio nostra abitudine. Che i ragazzi non abbiano parlato in pubblico sui social, sui propri social, sono rimasto male anche io, vi dico la verità. L'unica possibilità che mi spiego è che Juan Jesus stesso abbia detto ai compagni, ragazzi,
me la vedo io, non dovete fare niente, non vi preoccupate, il vostro supporto è interno e non c'è bisogno di farlo pubblico, ci penso io perché so quello che devo scrivere, so come fare e ci penso io a livello ufficiale, lo faccio sui social miei e lo faccio con la Società Sportiva Calcio Napoli, quindi che sia arrivato direttamente da Juan Jesus l'idea, non c'è bisogno, conosco il vostro supporto. Mi posso spiegare così? Mi auguro che sia andata così. Salvatore poi mi riporta un po' sul campo e mica male, che bello. Pensando alla gara di sabato, sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, potrebbe essere Olmo e Ruggeri, ma cambia poco. Se la vedranno rispettivamente con Olivera e Di Lorenzo. Potrebbe essere Mario Rui e Di Lorenzo, secondo le mie previsioni, ma vediamo. Tra le due fasce probabilmente gli azzurri spingeranno di più sul lato di destra, visto anche l'assenza di Kvara, ed è plausibile. Sul versante sinistro non sarebbe opportuno optare per qualcuno che possa ribadire in rete qualche spiovente troppo alto per Osimhen? Sì, certo, mi viene in mente proprio la soluzione Raspadori, anche solo per creare maggiore densità in area di rigore rispetto a Lindstrom. Yes, anche perché Lindstrom l'abbiamo visto quell'unica volta con quel colpo di testa che poteva essere l'apoteosi, ma nella finalizzazione è tutto da capire e anche nell'inserimento senza palla Raspadori è uno di quelli che ha facilità di tiro, tende a stare in aria e a ribadire anche con una palla così, quindi credo Raspadori sì, protetto da un Mario Rui, che però sono tutti e due piccolini. Io capisco quello che dici, se metti Raspadori ha più senso Olivera, mi tengo il dubbio, ma se dobbiamo fare di necessità virtù, Atalanta squadra fisica molto molto interessante. Glederlin, che faresti in porta? Caprile Collini, onestamente ve la butto là. Capire se Caprile è già pronto, per difendere i pali del Napoli. Secondo me è un portiere abbastanza forte, che però qualche cosina a livello di respinte centrali l'abbiamo già visto. Non lo so se è già pronto per una grandissima squadra. Vediamo se il Napoli farà una grandissima squadra, altrimenti va benissimo. Gollini mi è sembrato un secondo di grande livello e che puoi chiamare in causa se Caprile dovesse andare in difficoltà. Credo che con Meret questi rinnovi di anno in anno senza avere una fiducia totale, mi sembra che siamo arrivati al capolinea. Caprile è già del Napoli, se poi il Napoli ha intenzione di riversarsi sul mercato e di trovare uno nuovo, dei portieri che abbiamo visto in Italia, Di Gregorio è forte, secondo me è uno di quelli che mi piace di più. Se no pigliamoci il Giorgiano, che però è del Valencia, mica viene a Napoli. Mamma Marcivili. Poi non lo so, magari extracomunitari, troppi problemi con le liste. Elio Caldora, per chiudere tutto il discorso, a mio avviso la sentenza è: non sono tifoso né del Napoli né dell'Inter, quindi voglio chiudere con un tifoso neutrale. È corretta perché deve prevalere la certezza del diritto prima di quella della pena. A livello di giustizia ordinaria sì, vi ho ripetuto che a livello di giustizia sportiva non è così. Se accusi a uno di fare una combin è lui che deve dimostrare che non l'ha fatta, è sempre stato così. Altrimenti vale la delazione come metodo di denuncia. Per completezza, perché voglio essere preciso, la delazione, denunzia segreta motivata da ragioni riprovevoli, del linguaggio giuridico di deferimento di un giuramento. Non è così, perché Juan Jesus non fa una denuncia segreta, lui denuncia il fatto in campo davanti a tutti con l'arbitro. Questa è una distinzione da fare molto importante. Non ci sono motivi riprovevoli a parte di Juan Jesus. Lui fa la sua denuncia perché viene preso di mira. Inoltre Jesus è un qua, insulto non razzista, perché va a spiattellare la questione di campo in TV invece di procedere in separata sede tramite istituzioni preposte. Altra cosa falsa, purtroppo, amico mio, perché lui, ti ripeto, ne parla prima con l'arbitro, poi se viene intervistato da autore del gol, viene intervistato e lo incalza su quello che è successo, perché giustamente devono fare i titoli. Juan Jesus in quel caso lui prova a stemperare e dice così: il problema avviene quando dopo Acerbi si ritira la parola data, cioè quella di essersi scusato, e passa Juan Jesus per pazzo e non poteva essere, cosa che ne svilisce la coerenza e la correttezza, anche se da vittima. Ti ho spiegato il perché. È come se una vittima di violenza andasse al TG
prima che dai carabinieri a spongere denuncia. Non è credibile, sorry. E ti ho spiegato che è andato prima dall'arbitro, quindi non ci troviamo. Poi andando in generale, il calcio è uno spettacolo, di sport ha veramente poco, sono d'accordo con te, sta diventando veramente sempre peggio, che si basa sulla simulazione di scontri tra fazioni. Poi la parola simulazione è una parola a me molto cara. Questa è la sua forza, questa è la motivazione del suo essersi così radicato in tutti i paesi, e in Italia, in Inghilterra, Spagna o ancora Sud America più che altrove. Se si fa finta di non saperlo, vederlo si mette la testa sotto la sabbia. Ognuno poi vede il calcio e commenta il calcio come vuole. A me interessa poco che sia una simulazione di scontri fra frazioni. Io non... Se vedo Napoli-Sassuolo, non c'è nessuno scontro tra i tifosi del Napoli e i tifosi del Sassuolo, me ne frega assai. Io guardo il calcio perché voglio vedere il bel gesto tecnico, voglio vedere lo spettacolo e voglio vedere meno simulazioni in campo possibili. Quindi per te è così. Tutta la parte di insulti, razzisti o meno, deriva da questo spirito poco sportivo che vive e prospera col calcio da sempre. Le chiacchiere stanno a zero, sta famosa frase, le chiacchiere stanno a zero, non stanno mai a zero le chiacchiere. Se stessero a zero non staremmo qui a parlare. Se togli quello, il calcio diventa come la pallavolo o il basket, anche nell'audience, e mica sarebbe male. La mia conclusione è questa: forse dobbiamo abbassare i toni e invece di continuare a raccontare il calcio e le cose che avvengono nel calcio con la sciarpa davanti alla bocca che ci filtra le cose, ci fa dire una cosa o un'altra, immagina guardare una bella partita di pallavolo dove non te ne frega niente di chi sono i tifosi, di chi sono i giocatori in campo e di quale nazionalità sono, e ti godi i gesti tecnici. È come io quando guardo una partita di basket qua, che credimi è molto più importante del calcio. Quindi da qui la chiudiamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, video lunghissimo che magari ti aiuta ad ingannare il tempo nell'attesa della partita. Ve lo vedete oggi, ve lo state vedendo oggi, che magari è già domani per me, ma sarebbe per voi l'altro ieri. Di conseguenza c'è già i like preventivi, i like quali avete già lasciati, i like preventivi sulla live che verrà, e parliamo un po' di campo perché mi sono stufato. E il Napoli dice: crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione, ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme no all'acerbismo.